Presidente Antiga, che bilancio 2025 è quello approvato oggi? È un bilancio sicuramente molto positivo, un bilancio che va nella direzione della solidità, che conferisce ulteriore patrimonio alla banca e che permette alla stessa di poter non soltanto rappresentare un punto di riferimento per il territorio, ma anche di poter in futuro garantire maggiori affidamenti, maggiori liquidità per imprese e famiglie. Diciamo che la banca parte già da una situazione di liquidità e di solidità elevata, ma questa è ulteriormente interessante perché porta la banca anche in una direzione tecnologica. Vogliamo offrire soprattutto a quella parte di soci, quella parte giovane alla quale noi teniamo particolarmente, e offrire loro, grazie alla disponibilità economica che abbiamo e quindi gli investimenti che facciamo noi e fa soprattutto il gruppo bancario, fornire quindi quelle dotazioni tecnologiche che sono particolarmente apprezzate da parte dei giovani, no? E quindi essere vicini a loro sia come banca di prossimità, perché teniamo a cuore la relazione, ma anche fornire a loro quei mezzi elettronici che tanto loro gradiscono e che quindi permette a questa banca di riavvicinare una componente fondamentale, ripeto, quella dei giovani, che è il nostro futuro. Poi oltre all'aspetto strettamente finanziario c'è anche un importante valore sociale. Uno dei soci parlava di Banca del Sorriso. Questa è una bellissima affermazione e devo dire che mi ha fatto molto piacere. È la Banca di Sorriso perché è una banca di relazione, è una banca che è presente nel territorio e pone al centro proprio il rapporto della persona con l'istituto. In un mondo come quello di oggi, dove le grandi banche commerciali non soltanto se ne vanno dai territori chiudendo gli sportelli, chiudendo tante attività delocalizzate, noi rimaniamo gli unici a rimanere all'interno proprio delle nostre comunità per offrire questo rapporto privilegiato, direi proprio. E all'interno di questo abbiamo dei bravissimi colleghi collaboratori che riescono ad interpretare questo modo, questo approccio anche con il sorriso, e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché in un mondo così difficile come quello finanziario credo che il sorriso sia sicuramente un bellissimo biglietto da visita. Può darci magari qualche cifra di quello che darete in beneficenza? L'Assemblea ha diciamo così, deliberato la possibilità di erogare al territorio 6 milioni e mezzo, oltre chiaramente alle attività di sponsorizzazione, per cui in realtà poi il valore aumenterà certamente. Questo rappresenterà una componente, diciamo così, di sostegno a associazioni, ma non soltanto quelle, al recupero artistico e culturale, ma anche un'altra volta ancora alle scuole, perché credo che noi dobbiamo essere vicini proprio in quelle aree, quegli ambiti dove maggiormente c'è bisogno di un sostegno e soprattutto di crescere per guardare il futuro in maniera più fiduciosa. Ultima cosa, il rinnovo cariche sociali, che bilancio fa del suo mandato, intanto in attesa della probabile riconferma, e quali sono le sfide future che deve affrontare la banca? Ma io credo che in questi anni, con l'umiltà che dobbiamo noi avere come Banca del Territorio, abbiamo credo sostenuto una fetta importante delle attività sociali, una fetta importante anche di quelle che è la parte produttiva. Credo che abbiamo tutti i numeri e tutte le competenze per poter approcciare anche in futuro ed allargare soprattutto questa base sociale, la nostra base sociale, ma anche la base dei clienti. Questo perché come banca vogliamo veramente rappresentare un punto di riferimento solido, come il bilancio ha dimostrato, e un punto di riferimento anche per la solidarietà. Ecco, le due cose io credo siano il biglietto che noi vorremmo portare nel prossimo triennio, insieme a un consiglio di amministrazione che effettivamente ha tutte le componenti e tutte le qualità per poter fare veramente un bel lavoro.